Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera alla Madonna del Vaiolo. O Maria, Madre nostra amabilissima, che da tanti anni sei chiamata Madonna del Vaiolo, ecco che dinanzi a te, umilmente prostrati, imploriamo la tua intercessione, perché ci ottieni dal tuo divino Figlio Gesù la salute dell'anima e del corpo. Il ricordarti col bel titolo di Madonna del Vaiolo ci rammenta che tu fosti la causa della nostra allegrezza. Il prodigio che sempre ricorderemo è prova luminosa di quell'affetto con cui hai riguardato il nostro Paese, liberandolo dal fiero morbo del vaiolo nero, che mieteva vittime e straziava cuori. È prova che continuerai ancora, o Maria, a custodirci e difenderci con bontà materna. O Madonna del Vaiolo, che sei proclamata potentissima protettrice del nostro Paese, accogli i sentimenti di devozione e d'amore che anche il nostro cuore ti offre e tributa. Per la gioia di chiamarti col dolce nome di mamma, ti promettiamo, o Maria, di vivere nella divina grazia, nella fedeltà dei doveri cristiani e nella fermezza della fede cattolica, che sola ci darà la vita eterna e la gioia di contemplarti e benedirti, o dolce Madre, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vogliamo perciò insieme compiere quest'atto di affidamento a te, o Madonna del Vaiolo, come tanti anni fa, quando il parroco e il sindaco, assieme alla comunità, si sono rivolti a te. O Madre di Gesù, venerata col bel titolo di Madonna del Vaiolo, ti chiediamo di intercedere assieme a San Giuseppe la grazia della liberazione dal contagio del coronavirus. Proteggi tutti i tagliolesi e l'Italia intera e dona ad ognuno la gioia della salute. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio